In onda, buon mattino su Radio Libertà. Come va? Come va? Oh, ce lo facciamo un comunicato stampa con Claudio Borghi Aquilini che invita Rizzo a unirsi alla Lega. Dai, Rizzo, ma quanti mesi è che non ti invito in rassegna stampa? Rizzo, quando è che ci vieni? Si scherza, però di questi tempi. Furbacchione Rizzo. Come va? Come va? Codice della strada, il rush finale con il voto in Senato, signori, è in arrivo, soprattutto per i monopattini saranno cavoli amari. Magari ne parliamo domani con il sottosegretario Morelli, se sarà disponibile, che lo avremo in diretta. Intanto sto leggendo l'apertura del sito di Repubblica, e poi la cosa importante è la guerra Ucraina-Russia. C'è Putin che cambia la dottrina nucleare e dice: colpiremo con l'atomica gli attacchi missilistici. Qualcuno ha parlato ieri di terza guerra mondiale e siamo lì, insomma, facciamo queste stupidate. Biden, Schlein, abbiamo rialzato la testa, la destra sconfitta per i tagli alla sanità, e continuano a dirlo, e poi qualcuno effettivamente ci crede. Scendiamo un po' più in giù, Valditara, l'ira di Elena Cecchettin, mia sorella uccisa da un bianco per bene, il governo fa propaganda. Chiaro che Valditara ha detto una roba che pensiamo tutti noi, con questi immigrati in perenne emergenza sessuale non si esce più di casa. È chiaro che se dici quello che pensi probabilmente ti devono crocifiggere in sala mensa, ma va bene, no, non va per niente bene. Mi sposto sul quotidiano Il Corriere, anche qua in apertura Putin che firma la nuova dottrina nucleare, i media: colpita la Russia con missili USA, Cremlino, se Trump ascolta la pace è possibile. Il successo del PD, il crollo del Movimento 5 Stelle, dopo la doppietta il centrosinistra torna allo schema della quercia, nel senso che esiste soltanto il PD e tutti gli altri sono nessuno. Il racconto: ehi, arriva Elli, dai sorrisi forzati della campagna elettorale alla vittoria, l'Umbria torna rossa. E poi chiaramente la doccia fredda, tengono Forza Italia e Fratelli d'Italia, giù la Lega, i risultati città per città. Lo sciopero del 29, i sindacati escluse solo le ferrovie, ma si fermano nel weekend. Domani lo stop dei medici. Ma intanto il Semivarin tra 10 minuti vi regala un po' di musica indipendente, dai, un po' di relax, un po' di siamo leggeri ogni tanto. Alle 11:30 avremo il Focus Valle d'Aosta, commenteremo l'attualità con il capogruppo della Lega Andrea Manfrin. E intanto tanti WhatsApp, tantissimi, mettetevi comodi. Se mi avete scritto in queste ore, ora vi leggo il vostro messaggio. Achille dalla Sardegna, complimenti tra virgolette alla sinistra, gli piace vincere facile grazie alla poca affluenza, sono andati avanti per il loro zoccolo duro, i loro club, le loro coop che vengono continuamente foraggiate, neanche l'alluvione gli ha fatto cambiare idea. Cosa devono ancora subire i romagnoli per capire di cambiare registro? Grazie e complimenti per la rassegna stampa. E io rispondo: complimenti per la pazienza di ascoltarmi. Buongiorno, è ora che la destra italiana smetta di parlare dei problemi che attanagliano i cittadini e inizi piuttosto a risolverli concretamente. Bravo Cesare, riuscirci. Basta giocare nel campo politico dei diritti civili che la sinistra continua a rilanciare, diritti delle minoranze che la votano. Serve agire riguardo ai diritti sociali che interessano la maggioranza degli italiani: sicurezza, lavoro, taglio delle tasse. Lorenzo da Como, buongiorno Semmi, Valditara ha esposto dei dati di fatto, opinabile l'occasione scelta per la sua esternazione davanti a una persona, Gino Cecchettini, che comprensibilmente valuta unicamente il caso specifico accaduto alla figlia, ignorando tutti gli altri casi. Buona giornata. Grande il ministro Valditara, lo approvo in pieno. Vomitevoli il padre di Cecchettini e sua figlia che strumentalizzano la morte della dolcissima
carissima Giulia Dino dalla provincia di Brescia. Buongiorno, riguardo Giulia Cecchettin, ma poi chi ha ucciso Pamela, decidere Sharon e tante altre, abbiamo già i nostri, non ne vogliamo altri. Sì, il succo è quello, è chiaro. È chiaro che la polemica sul patriarcato, mamma mia, uno non può dire un suo parere, no, si osi dire che il patriarcato ha cessato di esistere già da un po', e ne abbiamo parlato da mesi, per mesi di questa cosa. Sono decenni che date addosso ai migranti e non è cambiato niente. Rassegnatevi, l'Italia diventerà una repubblica multietnica come il resto d'Europa. Francesco ha deciso di rovinarmi del tutto perché era già abbastanza rovinata la giornata. Io ho 74 anni e intorno a me da sempre matriarcato. Bravo, bravo, bravo. La donna in famiglia aveva molto potere, grande rispetto e se lo meritava. Per le elezioni io dico si arrangino. Al mio paese la gente ha voluto cambiare, adesso siamo nella M. Brava Carmen, matriarca, ma anche la mia famiglia è assolutamente matriarcale. Va bene che si siano tenute le loro regioni, adesso spero che non continuino ad aizzare il popolo mandando in piazza i loro soldati bambini, magari ci daranno un po' di respiro, vero? Lo penso anch'io, un po' di democrazia in questo. Tu pensa se vincevamo in Umbria e magari in Emilia Romagna andava un po' male per il... Cioè, roba da avere paura a uscire di casa. C'erano i punca bestia che ti aizzavano addosso il cane. Pericolo! No, siamo contentissimi così, assolutamente, sperando che non piova, chiaramente. Non scherziamo su queste cose, adesso arriva il gelo e anche la neve su Milano. Vuol dire che sei d'accordo? Vuol dire che c'è una telefonata? Non vuol dire un cazzo, vuol dire che a me piace quando mi danno ragione dalla regia, capisci? C'è una regia populista, popolana, una regia proprio, sai, rutto libero, il rutto della regia. Ok. Gino Cecchettin è un utile idiota, non è vero, ma ci mancherebbe altro dopo quello che ha dovuto sopportare. C'è in ballo la terza guerra mondiale e questi parlano di Cecchettin. Putin, se ci sei, butta un missile. Non scherzare che quello lo fa davvero. Condivido in pieno il pensiero di Valditara, condivido anche le virgole dell'editoriale di Maurizio Belpietro. Marco da Milano. Sì, tra poco arriva la cantante. Un attimo ancora, c'ho così tanti di quei messaggi. Ciao Sammy, è da tempo che a sentire la quotidiana porcheria di non notizie che siano attinenti ai problemi del paese della rassegna stampa, non per colpa tua, mi viene da vomitare. Rifiuto per stare molto meglio. Tutta la politica, Lega compresa, ci ha portato in una situazione disperata, con camicie di forza imposte da oltreoceano e dalla rinnovata Camera della Morte. Ci hanno costretto a entrare in guerra. Poi il messaggio è lunghissimo, però capisco il tenore e posso dirti che hai ragione. Perché la Schlein dice da mesi su tutti i canali di informazione che ci sono stati tagli alla sanità e non si riesce a dire che non è vero? Bella Pierangela, bella, e quella è convinta di quello che dice così tanto che ha convinto gli elettori che hanno votato PD. Ciao Sammy, se puoi chiedere a Borghi come andranno a finire le multe dei non vaccinati, abbiamo spiegato, non pagatele perché vengono rimandate, non si può abolirle perché bisognerebbe buttare dentro un fracco di soldi, ma si rimandano come il mille proroghe, serve appunto a non spendere una lira, ma a prorogare in avanti ogni spesa. Buongiorno Sammy, la Lega paga il fatto grazie ai traditori che l'hanno abbandonata per domo propria. È vero Luciana, è vero, e purtroppo sì, e molti anche che sono migrati in Forza Italia, in Fratelli d'Italia, poi non so come si fa a difendere certe idee da quelle parti, A parte che Valditara ha tutte le ragioni del mondo, io vorrei gli idranti sulle manifestazioni violente che bruciano e lanciano bombe come a Torino. È vero, non li usano mai gli idranti da quelle parti. Ma bisogna chiedergli se avranno un idrante. Come fece la Lamorgese sui pacifici lavoratori di Trieste. Buongiorno signor Varin, dopo i risultati regionali di ieri spero sempre di più nella secessione, che potrebbe essere anche la successione, scrive Mauro Filosofo. Gianluca, ma non è che la Lega paga dazi a ogni ultima elezione rispetto a Forza Italia e Fratelli d'Italia per atteggiamenti
spacconi tipo le cravatte rosse, i giubbotti della polizia, eccetera, che la gente forse non piace vedere. Gli altri sono più pacati in questi messaggi visivi, sono un parere personale. Gianluca, sono ben accolti tutti i pareri, sinceramente anche un po' di cose simpatiche. Abbiamo fatto il tifo per Trump, gli unici che hanno fatto il tifo per Trump, e voi bastardi non ci avete neanche votato. Si scherza naturalmente. Penso che l'effetto Trump arriverà più avanti, secondo me sì. Buongiorno Sammy, eccoti il genio di Cottarelli che propone per eliminare l'astensionismo il voto postale. Questi sono fuori come tromboni. Bravo, l'abbiamo commentato proprio con Claudio Borghi Aquilini poco fa. Buongiorno, il sindaco di Torino Lorusso voleva sfruttare la scatasuma, ma poi non si sa come, ad oggi sta ancora occupando lo stabile di ben 5 piani. Ah, guarda il Leoncavallo qua a Milano, ragazzi. Secondo me la grande operazione del PD invece è stata sottrarre Bonaccini allo scandalo alluvione, dato che Slane è solo un'operazione di facciata voluta dall'apparato per fingere una scelta dal basso che è inesistente. Le primarie non hanno mica il sigillo di trasparenza delle elezioni e ci hanno creduto tutti. Lei è solo episodica, il vero pezzo da 90 che il PD si coccolava era Bonaccini, perciò lo hanno messo in Europa a smacchiare nell'indifferenza generale per poi tornare a ben altri ruoli. Questi mangiano pane e politica tutti i giorni, attrezzatevi. E anche noi le mangiamo, però non abbastanza. Ragazzi, non ce la faccio a leggerli tutti, ma come faccio? Buongiorno, per quanto riguarda queste ultime elezioni, Umbria e Emilia Romagna, do ragione a Rita della Chiesa la prossima alluvione. La Chiesa si fa vedere per quello che sono, comunisti per convenienza e per soldi. È vero, anche se incomprensibile, c'è una saldatura con i religiosi e la Chiesa. D'altra parte, il capo della Chiesa ha dimostrato più volte da che parte sta, non a sinistra ma oltre, vedi la cara amicizia con Casarina e soci. I conduttori migliori sono stati eliminati e poi voi lo mandate come mai siete in calo? Cosa vuol dire? Che io sono uno dei peggiori? Io ho visto sulle TV come gli emiliani si lamentavano dopo 1, 2, 3, forse anche 4 alluvioni, dicendo che i loro governanti non hanno fatto nulla per mettere in sicurezza la loro regione, ma alla fine li hanno rivotati. Chi è causa del suo male? E il problema è che sono riusciti a convincere che era colpa di Roma delle alluvioni. Sembra incredibile, ma è così. Mi fermo, c'è la musica indipendente. Sì, vogliamo ascoltare l'ultima canzone di Tatiana Silvestri, in arte Tati, si intitola Cielo Viola.
Io me la sento e poi magari me la rimetto tutta da capo. La nuova canzone di Tatiana Silvestri, in arte Tati, si intitola Cielo Viola e noi ce l'abbiamo lì. Ciao Tatiana! Ciao Sammy, come stai? Uè, meno male, ogni tanto ti trovo perché qui con tutti gli impegni correre dietro a voi artisti è un casino, È un ma casino. adesso ti Ci abbiamo. credo, ci credo. Dai, poi riuscirò a venire a Milano a trovarti, eh. Lo so, Ci riuscirò. lo so, Prometto che vengo. non è Insieme a semplice. Bruno. Perché la Tatiana Silvestri in Ecco, arte c'è pure Tati. Bruno, sono in studio. Ciao. Guardalo lì. Ciao, ciao. Presenta, presenta questo losco figuro. Chi è? Ma Chi è? non lo so, un signore, io l'ho conosciuto adesso così per caso. Cosa sta facendo per te, per la Non tua lo so, musica? non lo so, sta qui che Guarda, cavi, allora, cavetti, in insomma. studio che cosa si può fare? Con dei cavi in mano. Cavetti, insomma. Allora, capisci che la squadra è importantissima per chi fa musica e io lo dico sempre, raramente si riesce a trovare la vera quadra e quindi conoscersi così bene, quasi senza parlare, No, è lui vero. sa già come deve mettere la canzone, cosa deve Sì. fare. Per cui Sì. Tatiana e Bruno, benvenga. No, è vero, è vero, è vero. Qui siamo sempre all'opera. Siamo sempre all'opera. Ormai questa qui è diventata la nostra casa. Ormai vivo qui in studio io. Allora diciamolo Comunque, che Da Roma, da Cerveteri a Bagnaia in un in un attimo. Uno schiocco di dita. diciamolo, Tatiana, la musica ti ha fatto tanto, nel tuo caso ti ha fatto superare la timidezza, le incertezze che hanno un po' Tanti... tutti i giovani. Tu quanti anni hai? 24 mi sembra. 24, sì. È normale per tutti quanti. Cioè, che cosa Sì. ti fa la musica? Quale forza ti dà quotidianamente? Allora, io la musica, ecco, come hai detto tu, ero timida, ma da morire, ma tantissimo, ero talmente timida che sempre da parte, venivo sempre presa in giro, sempre esclusa. E un giorno ho detto a mamma, mamma no, voglio iniziare a prendere lezioni di canto, voglio vedere cosa succede. E con la musica anzi, sono un'altra persona, sono cambiata tantissimo. Infatti ho detto, sono cambiata tantissimo, ho tolto tutta la mia timidezza. E La dici musica per niente. me è tutto, è vita. E dici niente, signori, questo lo dico perché ci stanno ascoltando tante mamme, tante papà, tante nonne e è un invito ad avvicinare i vostri figli, i vostri nipoti al Sì, mondo sì, della musica, quella bella, quella pulita e bisogna trovare esatto. anche le persone giuste, come vi dicevo, in questo Come caso sì. Bruno Miglioni Sì, ti sta dando una grandissima mano per trovare le note tantissimo. giuste, quella è la cosa principale No, no, è vero. e poi superare certo le problematiche della gioventù e le vediamo purtroppo diventano sempre più gravi Tutti i giorni, attraverso la esatto, no, è musica. vero, hai ragione, hai perfettamente ragione, sì, sì, è vero. Senti, cosa si muove quindi questa Cielo Viola e che cosa avete voluto, e parlo per tutte e due, avete Sì? voluto metterci dentro, quale comunicazione state portando avanti e naturalmente che cosa bolle in pentola per la 24enne Tatiana Silvestri che compare Insomma, sempre no, più, un è po' iniziata questa dappertutto. collaborazione con la Milano Music Play, con Ettore Di Liberto e Francesca De Bonis, che saluto, mando un grosso bacione. E, insomma, si è iniziata questa collaborazione. Sta andando anche bene questo singolo, in tutte le radio, è passato in 200 radio se non sbaglio ultimamente, YouTube anche sui social sta andando benissimo, io e Bruno siamo soddisfatti. E niente, Cielo Viola è nata un po' così, io abito in un piccolo paesino in provincia di Roma, che si chiama Il Sasso, e Con quindi vista sul mare. con vista sul mare, quindi Hai capito? si vede il mare benissimo. E di solito, anzi quasi sempre, la sera il cielo si colora molto di viola e quindi È venuta questa mi è cosa, venuta in mente quest'idea di questa canzone. Ho detto, perché non provo a farci una canzone? Il cielo viola sembra un po' strano perché magari il viola,
però nell'ambito dello spettacolo parlo, dice il colore viola, però ci voglio provare con tutte le scaramanzie via, ci provo. È nato Cielo Viola, insomma, da questo amore, insomma, un po'... È un po' così. Un po' così, ecco. È bellissimo così, signori, anche perché noi superiamo ogni traduzione e tradizione, ma cosa ce ne frega, l'importante è trasmettere emozioni. E Tatiana Silvestri, in arte Tati con la Y, Cielo Viola, ce la fai, soprattutto ci meni via, come dico sempre, dalla tristezza quotidiana della rassegna stampa. Pensa che io in questo periodo mi sto occupando di leggere tutti i titoli dei quotidiani in diretta dalle 7:30 alle 9:30 e mi metto le mani nei capelli che non ho, capisci? Quindi abbiamo bisogno. Tornano poi. Sì, magari abbiamo bisogno della vostra musica. Ecco, tu ne hai veramente tanti e questa è una qualcosa che sì, certo, probabilmente se li avessi così lunghi avrei anche un fascino diverso, chissà mai, nella conduzione della rassegna. Senti, cosa bolle in pentola? Cosa state combinando? Perché normalmente quando un artista manda fuori un singolo c'ha già pronto praticamente l'altro. Che cosa avete in mente di fare? Quale connubio inventare? Lo chiedo a te e anche a Bruno Milioni, naturalmente. Sì, allora, certo. Ci sono tanti progetti che stanno arrivando. Siccome, come dicevo prima, adesso in questo caso sono un po' scaramantica, nel senso non vorrei dire niente, quindi come al solito perché... no, comunque veramente ci sono tante cose che stanno bollendo in pentola e speriamo che vadano tutte per il verso giusto, a buon fine, come sempre, come normale, insomma. Stiamo qui dalla mattina alla sera a creare sempre canzoni, prove su prove, è il classico lavoro da musicisti, insomma, che nessuno apprezza in Italia. Che dice: che lavoro fai? Cantante. Ma dice poi ma il tuo lavoro qual è? Cioè, come se uno non avesse detto niente, capito? È vero o no? Capita. È vero o no? Capita spesso, no? Almeno dalle parti nostre capita sempre così. È vero. Assolutamente. Comunque, stiamo lavorando alla Clementi, stiamo lavorando. Sui miei social poi farò sapere, insomma. Esatto, cosa bisogna scrivere sui social per trovare Tatiana Silvestri? Tati Silvestri, proprio tutto attaccato. Facile. E scoprite Instagram, il mondo... Facebook, TikTok, YouTube, insomma. Scoprite il mondo degli artisti indipendenti, della musica indipendente e della fatica. Vedete, oggi siamo collegati proprio dove si sta preparando, gli artigiani della musica preparano qualche cosa. La fatica ogni giorno di inventare sonorità diverse, temi diversi da non è una inserire cosa in una semplice canzone. comunque. Assolutamente. Non è tanto semplice. Comunque, dai, uno si mette qui come la formichina e lavora, prova, smonta, rimonta, ributta via, prova. Questo non mi piace, cambia. È così. È il bello, lo fa tante volte. È il bello poi di avere un contatto con chi ti segue. Io lo dico sempre, scrivete a questi artisti se avete delle idee, se avete delle proposte musicali, ma anche un testo, qualche cosa da inserire che secondo voi non ne parla mai nessuno, eccetera. E contattate questi artisti indipendenti, perché a differenza di altri che non vi guardano neanche perché hanno un prodotto già pronto, confezionato, lo devi far così, se no non te lo pubblicano, loro possono decidere come farlo, hanno loro l'ultima parola perché sono autoproduzioni. E quindi verissimo. Sì, è vero, hai ragione. Datevi da fare, contattate Tati con la Y Silvestri con Bruno Milioni, che ringraziamo veramente, è stato un piacerone. Grazie e sentiamo in diretta la vostra canzone. Abbiamo iniziato con te poi che era l'anno scorso, sì, più o meno, ancora prima, se non sbaglio. Sì. Quindi insomma mi porti fortuna, Sammy. Vabbè, io porto fortuna a chi crede davvero nella musica e non fa parte di quei giri mega galattici che poi ascolti la canzone e dici ma che schifo, ma la compro lo stesso perché ti ha fatto il lavaggio del cervello, hai capito? Esatto. Grazie ragazzi, buona musica, a presto. Ciao Sammy, buona a tutti quanti gli ascoltatori. Ciao. Un bacione, a presto.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario. La produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ve l'ho detto, ogni tanto i tagli li faccio, tagli alla regola, li strappi, certo alla regola, perché loro sono famosissimi, e sia loro che la canzone che hanno cantato, i Duran Duran, e wow, hanno un nuovo album fuori e sono usciti con questo bonus che si chiama Every Woman, una storica canzone degli ELO, gli Electric Light Orchestra, in versione remix, Simon Le Bon poi è fresco di premio dal principe William per i suoi contributi alla musica e alla carità. Ragazzi, meglio di così. Evil Woman Remix Duran Duran, tutto si trova su YouTube o sugli store digitali. 11:35, qualche minuto di Segui la Lega e poi vediamo se riusciamo a scovare il prossimo ospite. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Tutte scuse per leggere ancora qualche messaggio, perché siete stati grandissimi stamattina, me ne avete spediti a centinaia e mi dispiace lasciarvi a bocca asciutta. Il numero è 34067096659, chiaro, si stanno commentando i risultati elettorali, ma anche tutto ciò che ruota intorno alla politica, all'Italia, all'America. Evidentemente l'alluvione ha fatto bene al PD. Questa è una cosa drammatica, una frase terribile, però uno dice: come mai, nonostante alluvionati una volta, 2 volte, 3 volte, ancora si vota per quelli? Te l'ho detto, sono stati bravi, hanno fatto il lavaggio del cervello a questa gente dicendo la colpa è di Roma. Senti questo, la Lega manca di cattiveria, come invece tutte le sinistre che si permettono di fare il peggio del peggio e poi urlano che tutto il peggio è colpa del governo della Meloni. E ci sono i loro militanti che sono rimasti senza le case, che ci credono pure, li rivotano. Se vai in Emilia Romagna sembra di stare dentro uno stato islamico, nelle rotatorie decine di clandestini che ti bloccano per avere dei soldi, mettendo in crisi anche la circolazione stradale. Un po' esagerato, ma un pochino è decisamente così. Caro Semmi, che senso ha andare a votare quando 40 sì, non sono serviti a nulla? Questo l'avevo già letto. Ancora WhatsApp, Bacilieri no in Fratelli d'Italia Bologna, invece Ferrero a Ravenna. Questo mi fa avere tutti quanti i risultati. Buongiorno Semmi, nel 2020 Salvini contro tutti, tutta la merda nella merda, mainstream, sondaggisti, prodiani, sardine, pure gli alleati, si era esposto in prima persona per la Borgonzoni. Ora toccava alla donna sola al comando scegliersi un fratellastro di peso e fare campagna, invece nulla, è scappata come al solito, più codarda che mai. Stai parlando della Meloni? Che effettivamente si è vista un po' poco in Umbria e anche in Emilia Romagna, o ricordo male. Visto che non vogliono l'autonomia, ora il governo dovrebbe chiudere i rubinetti all'Emilia e all'Umbria. Vediamo cosa fanno. No, invece noi siamo scemi, non è vero, siamo democratici. E Salvini la prima cosa che ha detto, cosa ha detto? Mi metto a disposizione per le infrastrutture. È vero, è vero. Sammy, spero che il dio Poli spazzi via tutti, politicamente parlando, of course, ci mancherebbe altro. Agli emiliano romagnoli censuro. Sammy, leggili tutti se puoi, anche in più giorni, sì, e poi li dilaziono tutta la settimana. No, come vedi ci stiamo dietro, soprattutto, ripeto, io mi galvanizzo quando vedo i vostri WhatsApp, vuol dire che ci sono centinaia, dico migliaia di persone che ci stanno ascoltando e fanno il tifo anche per una buona politica, per una radio di area centrodestra come la nostra, che è una radio di nicchia, ma mica poi tanto, è vero. Smettetela di dare addosso alla Lega e a Salvini che fa tutto quello che deve. Il problema sono le persone che ignorano tutto quello che fa, ascoltando le critiche dei giornali di sinistra e facendo passaparola, vero anche questo. La destra ha questo handicap, nelle trasmissioni TV è sempre perdente, sui quotidiani così. I sindacati, per fortuna abbiamo la CISL che ci tiene un po' a galla, contrastando in parte la strafottenza del condottiero Landini. La destra purtroppo è succube della regia strategica dei leoni, iene serpenti a sonagli della sinistra.
e noi dobbiamo pagare certe zecche perché le nostre orecchie debbano ascoltare queste idiozie, ma quella o la pagano per dirle o c'è. Oh, siete decisamente molto ma molto tosti, e questo mi fa piacere. Approfitto quindi, perché no, approfitto anche per leggervi qualche appuntamento da non scordare targato Lega. E vi ricordo a questo proposito che il bello della nostra radio è che vogliamo fare squadra proprio per leggere gli appuntamenti della buona politica nei nostri territori. Quindi, oltre che scrivere il vostro pensiero su qualunque argomentazione, se ci sono appuntamenti con la buona politica nella vostra zona, WhatsAppatemeli al 340 67 09 659. E io parto ad esempio dal Borgo Palace Hotel, siamo in provincia di Arezzo, San Sepolcro. C'è futuro per la sanità in Val Tiberina questo sabato 23 novembre con Marco Casucci, consigliere regionale della Lega, ma anche tante persone del territorio, per commentare il futuro della sanità in questa zona. Siamo a San Sepolcro, in provincia di Arezzo. Cominciano gli eventi targati Lega e centrodestra per farci gli auguri di Natale, ma sono tutte buone scuse poi naturalmente per cercare di capire dove sta andando la Lega. Si parla di congressi, certamente, chi si candida in Lombardia e non soltanto. Domenica 1 dicembre, cena di Natale provinciale a Varese con la Lega. Saranno presenti Giorgetti, Fontana, Zofili, Romeo, Tovaglieri, Candiani, Cantù, Monti, Cassani e altri sindaci e amministratori locali. Appuntamento a Gallarate, provincia di Varese, ristorante I Fontanili, via Sisi 103. Da prenotare naturalmente domenica 1 dicembre alle 20, la buona politica della zona di Varese. Andiamo ad Alessandria perché questo sabato 23 novembre la cena tradizionale piemontese di Alessandria, l'Isondria Fest, ore 20:30 a San Michele, Alessandria, Circolo Acli, via Remotti 43. Signori, il menù per 25 euro ti danno non so quante cose, dagli antipasti al primo, al secondo, al dolce, acqua e vino, tutto compreso, 25 euro. Da prenotare questo sabato 23 novembre, contattate la sezione della Lega a voi più vicina, in questo caso siamo a San Michele in provincia di Alessandria. Ancora gli appuntamenti da non scordare: la cena di Natale di venerdì 13 dicembre alle 20, Hotel Il Gentiluomo, via Raccordo autostradale 1/A ad Arezzo. Presenti esponenti politici, anche qui la cena siamo a 30 euro, ragazzi miei, ne vale assolutamente la pena. Datevi da fare, prenotate contattando la sezione della Lega di Arezzo. Intanto dico a Francesco, che sta in regia, che possiamo fare la telefonica con il nostro ospite. Ha detto di chiamarlo in telefonica e così lo abbiamo e possiamo fare 4 chiacchiere sul suo territorio. Dove andiamo? Sto guardando se ci sono altri eventi. La provincia di Torino, sempre la più attiva, ragazzi, e anche Bergamo, lo so, quelli poi che cavolo tutta l'estate fare feste. Domenica 15 dicembre qui siamo a Settimo Torinese, ore 13, pranzo di Natale al Seven Village, strada della Cebrosa 95. Saranno con noi sindaci, assessori, consiglieri comunali, circoscrizionali della provincia. Avremo tra gli ospiti il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca, il presidente della Commissione Autonomia Andrea Cerutti, Alessandro Benvenuto, questore della Camera, Elena Maccanti, segretario provinciale e deputata della Lega, e il grandissimo Riccardo Molinari, segretario regionale capogruppo della Lega alla Camera. L'appuntamento è per domenica 15 dicembre ore 13, Settimo Torinese, con il pranzo di Natale targato Lega. Ed è chiaro che tutti questi eventi li trovate anche sul sito legaonline.it e quindi il bello di queste situazioni è che lì trovate anche gli appuntamenti televisivi. E questo è altrettanto importante. Dicevamo prima la Lega in televisione, e non ci va quasi mai la Lega in televisione. Quando ci va
è bello esserci e applaudirla. Quindi me raccomandi, come si dice a Milano, legaonline.it, la possibilità certamente di fare la tessera della Lega, ma la possibilità anche di avere una controinformazione che non esiste da nessuna parte. A proposito di controinformazione, a proposito di questa importantissima cosa, visto che le vostre proteste su ciò che scrivono gli altri giornali sono gigantesche, io vi invito a fare un giro anche sul sito legaonline.it, va bene, ma anche il sito di Radio Libertà. Già, perché? Perché la nostra è una radio, la nostra è una televisione, ma il nostro è anche un sito internet di controinformazione, cioè trovate le notizie, trovate i commenti alle notizie che non appaiono mai sugli altri quotidiani. Molti di questi commenti sono anche i vostri, perché sul sito radiolibertà.net trovate degli spezzoni delle trasmissioni, tra cui anche quella di Sammy Varin, dove ci siete voi ascoltatori che entrate in onda, e tutto ciò è bellissimo perché alla fine, cioè, capite che siete i migliori editorialisti del mercato, anzi non del mercato, nel senso che siete gratis, e quindi ci mancherebbe altro. Benvenga, guarda, sto parlando della cena di Natale, guardala lì, questa bella ragazza che ci fa avere la notizia, Lega di Bresso, qui siamo nell'Interland di Milano, la cena di Natale di novembre 29, ore 20. Chi ci segue dalla zona Bresso, Cinisello, Sesto San Giovanni, ci si trova il 29 novembre a cena presso il ristorante L'Incontro, Piazza Italia 8, Bresso, provincia di Milano, e naturalmente certamente una mangiata in compagnia, ci si fa gli auguri, ma soprattutto si discute di buona politica. Sono zone in cui la Lega si è ritrovata coesa molte volte, Sesto, Cinisello, Bresso, e a Milano bisogna decidere cosa facciamo, ragazzi. Vediamo se domani riusciremo ad avere il sottosegretario Morelli. Noi corriamo dietro ai politici più importanti, chiaramente, perché hanno sempre 1000 impegni, e oggi siamo riusciti ad avere Claudio Borghi Aquilini. Lo dico perché si fosse sintonizzato in ritardo. Lo trovate poi sul sito radiolibertà.net, il podcast, e domani dovrebbe esserci Morelli, anche perché qui Fratelli d'Italia ha proposto un sindaco, Forza Italia un altro sindaco, la Lega che fa? Punto di domanda. Chiaro che il momento, la moda non è dalla parte della Lega, ma sta tirando Fratelli d'Italia e Forza Italia, che ogni volta ricorda Berlusconi e prende un voto in più, come cavolo fa? Non è che abbiamo certo l'ultima parola. Però un candidato della Lega su Milano io ce lo metterei. Intanto è vero che abbiamo l'ospite Lerivà, come si dice a Milano, ma adesso andiamo in Val d'Aosta. Focus Valle d'Aosta. Va ora in onda Focus Valle d'Aosta. E allora, signori, qualche minuto in compagnia del capogruppo della Lega in Regione Valle d'Aosta, Andrea Mafrin. Buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Scusate per il ritardo, ma qui, come sapete, l'attività ferve, quindi tra un impegno e l'altro si cerca di organizzarsi. Ecco. Sei stato gentilissimo, e io approfitto per ringraziare te, ringrazio tutti i politici della Lega e non soltanto i nostri ospiti. Molto spesso è difficilissimo partecipare a tante cose insieme, ma fate miracoli per essere sulla nostra stazione radio. Allora Andrea, non so da dove partire. Certamente non posso far finta di niente, le elezioni regionali non siamo andati assolutamente bene in Emilia Romagna, in Umbria è chiaro, intorno all'8% in Umbria, eccetera, ma rispetto alla cifrona che avevamo lo stesso giro. Come ti senti di commentare queste elezioni? Perché oggi ne abbiamo ascoltate di cotte e di crude, te l'assicuro. Sentiamo il commento di Andrea Manfrin, seguitissimo in Valle d'Aosta, e non soltanto. Cercate Andrea Manfrin sui social e ve ne rendete conto. Andrea.
Sei troppo gentile, ma guarda, ti dirò, in realtà io sono sempre portato a guardare gli aspetti positivi anche nelle sconfitte. Ora, sicuramente è stata una sconfitta, soprattutto quella in Umbria, in Emilia-Romagna sappiamo che è una regione che ha una grande tradizione di come dire, amministrazione, chiamiamola sinistra, e quindi c'erano poche speranze. Sicuramente la Lega non ha fatto un buon risultato, ma come dire, è un po' un risultato generalizzato non solo della Lega, ma di tutto il centrodestra. Se guardiamo i sondaggi è chiaro che tutti i partiti del centrodestra fanno una performance sicuramente non positiva. Diversa la valutazione sull'Umbria, che se come dire, brucia magari molto di più, perché ovviamente il governatore uscente era la brava Donatella Tesei della Lega, e d'altra parte insomma, come dire, è una sconfitta che in parte però ci permette di guardare con positività il dato elettorale, che al netto sicuramente del calo dalle elezioni del 2019, ma noi stiamo parlando di un'era geologica, politica, cioè un momento in cui sicuramente c'era un governo che era appena terminato, il famoso governo giallo-verde, e sapevamo bene che la Lega aveva il 30, il 40% in alcune zone, avevamo preso il 37%, però se noi prendiamo come termine di paragone le elezioni europee, lì avevamo preso intorno al 6%, arriviamo quasi all'8%, secondo me un segnale di, diciamo, avanzamento politico c'è stato. Dopodiché bisogna riflettere su quali siano le motivazioni. Io credo che la motivazione migliore, anche rispetto alla sconfitta dell'Umbria, l'abbia data Claudio Borghi, che giustamente è appena detto è intervenuto, e immagino che avrà detto quanto sto per dirvi, ovvero che purtroppo tanto l'Emilia Romagna quanto l'Umbria, non ce lo dimentichiamo, sono regioni storicamente rosse. Eravamo riusciti con davvero un risultato straordinario a conquistare l'Umbria, ma quelle regioni alla fine rosse rimangono, e quindi evidentemente non è stato sufficiente quello che abbiamo fatto da una parte, e dall'altra diciamo un po' una potremmo dire una tradizione politica si è riaffermata, anche perché chiaramente la sconfitta, nonostante la grossa coalizione, ricordiamo anche l'apertura come non più si chiama Alleanza Popolare, Alternativa Popolare, comunque il movimento di Bandecchi, avrebbe dovuto portare qualcosa in più, e invece chiaramente la sconfitta è stata sicuramente molto più importante. Quindi sicuramente un momento di riflessione, ma anche diciamo qualche dato positivo che ci permette di guardare verso il futuro a livello, diciamo, generale, con positività. Assolutamente sì, fa bene anche perdere ogni tanto, si fa per dire, potremmo farne a meno, però, come ha detto anche Claudio Borghi Aquilini, in Pidinia vince il PD, ridendo e scherzando, anche se io non mi arrendo assolutamente, c'è tanta gente, ragazzi, che non ne può più, e che ha alzato la testa, ha alzato anche il culo dal divano, è andata a votare, e purtroppo hanno vinto ancora loro, quelli che sono riusciti a convincere gli elettori che la colpa era ancora una volta tutta di Roma, del governo romano, di fascisti, per tutto ciò che è avvenuto in Emilia-Romagna o sul fronte sanità in Umbria, robe che uno dice, boh, ma che cavolo dicono questi? E sono riusciti a convincerli. Intanto torniamo però alla Valle d'Aosta. Che cosa bolle in pentola? So di una vostra proposta di legge sullo spopolamento in montagna, e si discuterà tra pochissimo. Di cosa si tratta? Ma si tratta di una legge che ovviamente fa diciamo interpreta alcuni dei temi, un tema fondamentale che la Lega sostiene sui territori, soprattutto i territori montani, cioè il contrasto al pericolo di spopolamento dei nostri borghi montani, chiamiamoli così, quello che le chiamiamo le terre alte. Ecco, il provvedimento a prima firma del collega Lavì ha proprio l'obiettivo di sostanzialmente sostenere e tornare a ripopolare queste terre alte, diciamo, con degli sgravi fiscali e con degli incentivi per chi fa questa scelta di vita e quindi decide di collocarsi in una zona magari un po' meno agevole rispetto alla città, ma che sicuramente porta tutta una serie di benefici, in primis la qualità della vita è sicuramente maggiore rispetto magari alla grande città trafficata, che ha il supermercato e lo studio medico sotto casa, ma magari, come dire, ecco, per lo stress o per la qualità dell'aria non brillano. Ecco, quindi una legge che se approvata porterà sicuramente dei benefici, e permetterà anche
di andare a ripopolare le nostre montagne e le città che purtroppo sono collocate, diciamo, nella testa di valle, così si definisce, che si stanno pian piano spopolando. Il problema è che l'attuale maggioranza, diciamo così, autonomista, anche se anche qui in realtà governa il PD e chi, diciamo, si definisce autonomista e non vota questa legge, come dire, esprime un po' un controsenso abbastanza marchiano, e ha già espresso parere negativo, per cui andremo in aula, ma come dire, secondo me e secondo noi il destino della proposta di legge è segnata, però rimane il fatto che ci abbiamo provato e che evidentemente chi voterà contro questa proposta di legge si assumerà la responsabilità di dire che secondo lui la nostra montagna non va ripopolata e che è giusto che si spopoli e va bene così. Zitto va, perché mi viene in mente che in altre zone d'Italia hanno delle idee molto molto terribili di ripopolare la montagna, sì, ma con gli immigrati che poi la prendono sul serio anche in Val d'Aosta, quelli del PD, attenzione. Senti, ma a proposito ancora della tua zona, ho letto un'altra notiziola curiosa, e più che a capogruppo della Lega d'Aosta, a chi la devo chiedere? Andrea Manfrin, com'è che è crollata la qualità della vita ad Aosta? Una città così bella, così curata, con tante piste ciclabili. Siete scivolati dal 9° al 22° posto e poi non c'è mai violenza, non succede mai niente ad Aosta. Assolutamente non vero, ragazzi. Ve ne stiamo parlando da mesi. La situazione ad Aosta è davvero peggiorata. A me sembrava, siccome sai la nostra è una radio un po' leghista, un po' di centrodestra, siamo noi che esageriamo. È proprio così, Andrea Manfrin, non si vive tanto bene ad Aosta. No, purtroppo le statistiche, diciamo, che confermano quello che noi denunciamo da tempo, cioè il pericolo da una parte che si è creato nella città, una città che nell'immaginario collettivo è sicura, è tranquilla, è la classica cittadina di provincia montana, affascinante d'inverno e tranquilla d'estate. Ecco, come dire, affascinante d'inverno lo è sicuramente. Sulla tranquillità, non soltanto d'estate, ma durante tutto l'anno, purtroppo ci sono diverse statistiche che lo devono smentire. Abbiamo noi a che fare adesso, purtroppo anche la nostra regione, col degrado urbano dovuto a questa massa di immigrati che sono stati importati, come giustamente dicevi, magari il disegno di qualcuno era quello di ripopolare i borghi montani con loro, ma devo dirti che alcuni esperimenti sono stati anche fatti qui in valle. Diciamo che le persone sono scappate tutte, ecco, nelle zone in cui erano state collocate, diciamo che non si trovano a loro agio in alta montagna. Ma detto questo, la questione purtroppo è effettivamente tragica, cioè un crollo di quella che è la qualità della vita e un crollo di quello che è purtroppo anche, diciamo, alcuni indicatori che peraltro per un amministratore di centrosinistra che come è l'attuale sindaco di Aosta, che aveva dichiarato nel suo programma elettorale di piantare 5.000 alberi, vedono invece crollare anche la parte e l'indicatore dell'ambiente, quindi un indicatore ambientale che, nonostante le piste ciclabili assurde e diciamo la pretesa piantumazione di nuovi alberi, in realtà ha visto sradicare gli alberi e diciamo cementificare nuovi poi pezzi della città per far posto alle piste ciclabili, questo nuovo totem democratico che in realtà però non ha portato alcun beneficio, anzi soltanto danni. E non possiamo che abbracciare chiaramente gli abitanti di Aosta. Se non erro, anche in Val d'Aosta l'anno prossimo si va ad elezioni o giù di lì. Assolutamente sì, te lo confermo, quindi 2025 finalmente, se ci sarà la possibilità chiaramente di come dire, votare in maniera magari disgiunta, ecco, perché qui c'è stato fatto un election day fra elezioni regionali e elezioni comunali che ha un po' sparigliato le carte nelle scorse elezioni. Questo giro, se magari ci sarà un appuntamento elettorale separato, avremo anche la possibilità di dedicare maggiori forze a entrambe le sfide. Quindi sicuramente nel 2025 potremo provare a dare una sterzata e secondo noi come dire, i cittadini di Aosta hanno già bocciato nei fatti l'attuale sindaco e come dire, la strada è un po' abbastanza spianata per un cambiamento, quindi il nostro impegno c'è fin da quando siamo stati eletti all'opposizione per contrastare le
E noi ci crediamo, ti abbiamo perso, ma ci crediamo, e soprattutto la nostra radio con la nostra controinformazione quotidiana farà da amplificatore a tutte le buone idee della buona politica. Grazie al capogruppo della Lega in Valle d'Aosta, Andrea Manfrin, grazie davvero Andrea, buon lavoro. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie per la disponibilità. E io torno domani ore 7:30.